L'adrenalina del momento porta anche in secondo piano se l'acqua era fredda o meno. Riviera Santa Margherita, alle 7:40 del mattino, il termometro sotto zero. Un anziano è caduto in acqua e 3 giovani agenti della polizia locale, 27, 29 e 31 anni, non hanno esitato a gettarsi nel Sile per soccorrerlo. Il salvataggio davanti agli occhi di passanti ed esercenti. Recupero era proprio lì davanti al cancello dell'università sulle scale in cemento che ci sono, quindi lì sono riusciti i vigili a tenerlo e quindi in 2 e poi si sono avvicinate altre e sono riusciti a tirarlo su. Nicola Zanin, Federico Bean, Nicola Scolletti, i nomi dei 3 vigili intervenuti, gli ultimi 2 in servizio solamente da dicembre. Eravamo impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio quando lungo Ponte dell'Università una ragazza di giovane età ha richiamato la nostra attenzione sbracciandosi perché c'era un signore con il capo completamente dentro l'acqua che veniva trascinato dalla corrente del Sile. Bean ha attraversato di corsa il ponte, si è tolto gli abiti più pesanti e si è buttato. Mi sono tuffato per cercare di intercettarlo perché avevo una sola scalinata e una volta superata quella scalinata sarebbe stato più difficile appigliarmi e portarlo a riva. Con l'aiuto dei colleghi la persona è stata tratta in salvo ma era priva di sensi. Era in arresto cardiaco, abbiamo formato come una fune umana e ho iniziato subito a rianimarla. L'anziano è stato a quel punto preso in carico dal 118. Comunque adesso è viva, è stata stabilizzata in ospedale e quindi merito questi 3 eroi che li ho definiti questa mattina, perché quando sono arrivato li ho subito salutati dopo che si sono cambiati perché sono rientrati ovviamente inzuppati d'acqua. Un orgoglio per il comando della polizia locale e per l'intera città, sottolinea il sindaco Mario Conte, che ha avuto parole di elogio anche per la ragazza che ha segnalato il corpo in acqua e ha voluto subito incontrare gli agenti a Cassugana. Sarà mia cura scrivere anche una lettera di merito e segnalare a tutte le autorità competenti questo salvataggio vero e proprio, perché con queste temperature questa mattina non era né semplice né banale compiere quello che hanno fatto, però hanno messo davanti la comunità.